Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia, i principali titoli della mattina. La voragine di viale della regione siciliana a Palermo, che avrebbe causato la morte di Samuele Fuschi, si sarebbe aperta negli istanti successivi all'incidente. La buca avrebbe inghiottito il birillo posizionato lì poco prima. Questo è uno dei dati emersi dai rilievi eseguiti dagli agenti della polizia municipale. Nella serata di ieri è stato appeso uno striscione polemico nel cancello della sede dell'assessorato regionale dell'agricoltura a Palermo nei confronti del ministro Lollobrigida. Il titolare del Dicastero per le attività agricole si era reso protagonista negli scorsi giorni di una gaffa al Senato sulla questione siccità in Sicilia. Il concorso per dirigenti scolastici che si terrà il prossimo 23 maggio non interferirà con le celebrazioni per il ricordo della strage di Capaci. A sostenerlo in una nota il Ministero dell'Istruzione e del Merito, che specifica come in Sicilia si terrà una sessione pomeridiana che permetterà di partecipare agli eventi previsti in mattinata. Un involucro in celofan contenente oltre 2 kg di cocaina è stato trovato dai carabinieri sulla scogliera dell'isola di Vulcano, nelle Eolie. Lo stupefacente è stato inviato ai RIS di Messina, che vi effettueranno delle analisi. Infine, i carabinieri di Catania hanno arrestato 2 giovani durante un'operazione nel quartiere Fortino. I 2, zio e nipote, sono stati trovati in possesso di una significativa quantità di droga, oltre che di un'arma con matricola a brasa. Ed è tutto per questa edizione. Tutti i dettagli su queste notizie li trovate come sempre sul nostro sito www.newsicilia.it. Grazie per averci seguito e arrivederci.